La politica padovana guarda con preoccupazione alla crisi di governo, non usa mezzi termini. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani. È una pazzia, siamo in un momento critico, difficilissimo. Abbiamo il problema della guerra, la pandemia, il rincaro pazzesco di materiali. Abbiamo un Presidente del Consiglio che a livello mondiale, siamo riusciti a mandare a casa un Presidente del Consiglio a livello mondiale. C'è qualcosa che non funziona in questo Paese. Veramente, io sono preoccupatissimo, come penso tutti i miei colleghi, sono preoccupati. Adesso Padova ha quasi 500 milioni di euro da mettere a terra per quanto riguarda il PNRR. Chi mi dà la risposta sull'aumento prezzi? Chi mi dà i tempi? Se manca il Presidente del Consiglio, che vuol dire il governo. Sono ore cruciali anche per la Lega. Il governatore Zaia ha sentito Matteo Salvini, mentre l'assessore regionale del Carroccio, Roberto Marcato, attacca i 5 Stelle. Quello che è drammatico è che un governo vada a casa perché una forza politica non vuole il termovalorizzatore a Roma, che oggi è schiava dei rifiuti ed è in una condizione inenarrabile, e non vuole il termovalorizzatore che non solo risolverebbe il tema dei rifiuti, ma visto che oggi l'energia è il tema dell'agenda politica del mondo, quel termovalorizzatore darebbe anche energia. È una cosa che non si capisce assolutamente, è una follia italiana come ne abbiamo viste tante altre. Noi abbiamo dato il nostro assenso a questo governo per fare cose. Se queste non si fanno più non ha più motivo di rimanere là, quindi credo che la stessa cosa valga per Forza Italia. Da questo punto di vista il centrodestra è compatto. Sulla crisi di governo si è espresso anche il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro. Una parte del Parlamento ha perso il contatto con la realtà e con un atto incomprensibile di egoismo politico espone famiglie, lavoratori, imprese e l'intero paese a un vuoto di governo, per di più in un momento di grandissima complessità, e di mandare a casa un premier stimato in tutto il mondo senza lo scudo del quale a livello internazionale l'Italia si scoprirà presto più debole ed esposta alla speculazione finanziaria, ha scritto Destro, appellandosi al buon senso dei parlamentari veneti.